All'interno di questa kermesse dedicata al legno e all'edilizia io incontro uno dei leader, diciamo il gruppo che ad oggi a livello mondiale detiene il potere per quanto riguarda i sistemi integrati per i macchinari che fanno produzione di travi in legno e di pareti in legno, che è l'alleanza TMA, gruppo TMA con l'ingegner Alfonso Sarti. TMA significa Timber Machine Alliance ed è un'alleanza fra 5 aziende, tutte vicentine, tutte provenienti dalla meccanica, aziende che hanno un cuore pulsante meccanico e che nel corso degli anni sono evoluti nell'elettronica e si sono evoluti nel software. E oggi queste aziende messe insieme fanno un processo che è il processo di lavorazione delle pareti XLAM, e l'alleanza produce tutto ciò che è legno massello per la casa. Però è un'alleanza strategica. Che significa esattamente cosa? Strategica vuol dire che queste macchine prese singolarmente fanno ognuno una funzione, ma devono fare messe insieme un processo. La strategia sta nel fatto che questa macchina deve colloquiare con l'altra macchina e via dicendo fino in fondo, quindi dalla materia prima al prodotto finito. Non solo passaggi meccanici del pezzo, ma anche gestione software del sistema, dall'ufficio, l'operatore, il titolare dell'azienda in grado di gestire tutto il processo. La prima macchina in termini di processo è la Spanevello e poi c'è la Sormec in termini di pressatura del legno e poi c'è la Uniteam in termini di lavorazione a macchine a controllo numerico e poi c'è la Costa Levigatrici in termini di finitura delle superfici e le 4 stazioni principali sono servite dalla Dalso, che sono macchine di trasporto del pezzo e di passaggio da una macchina all'altra. Il mercato di riferimento è un mercato direi mondiale, perché il legno massello viene utilizzato a livello mondiale, ma direi prevalentemente in Europa del Nord, prevalentemente in Russia, per non parlare degli Stati Uniti e Canada, dove siccome parliamo di case in legno e le case in legno rappresentano il 90% del costruito. Siamo orgogliosi di dire che abbiamo in Italia 5 impianti funzionanti e con una produzione direi ad altissimo livello. Produzioni tra l'altro di 5 impianti di XLAM. XLAM che è un termine prevalentemente utilizzato in Italia. X sta per incrocio, che vuol dire tavole incrociate, incollate fra di loro a strati. In realtà in inglese si chiama CLT, Cross Laminated Timber, è più noto nel mondo. Sono le principali pareti utilizzate per la costruzione delle case. Avremo in futuro case con una qualità superiore ad un costo minore. Questo è possibile solo se noi faremo degli impianti ancora più performanti di quelli che oggi produciamo, tramite la ricerca che TMA sta facendo. TMA è altro. Abbiamo parlato di pareti e travi perché questa è la struttura della casa in legno, ma TMA si completa col produrre anche porte, finestre e mobili.